Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Dopo una fase di declino a seguito della crisi finanziaria del 2008, il mercato immobiliare del territorio di Udine assiste a una lenta ripresa a partire dal 2014. Nel 2019 sono riprese le transizioni immobiliari ed è aumentata l'intensità del mercato come il capitale erogato per la compravendita di immobili. La crisi pandemica nel 2020 ha fatto segnare un lieve flessione nel trend di crescita, ma il mercato ha ripreso prontamente la stessa nel biennio successivo, registrando valori addirittura superiori a quelli del 2019. E la fotografia sul mercato immobiliare in Friuli, commissionata a Format Research della Camera di Commercio Pordenone Udine, presentata questa mattina alla presenza delle associazioni di categorie interessate, dal presidente della Camera di Commercio Giovanni D'Apozzo e dal presidente del Format Research Pierluigi Ascani. Per il 2024 il comune di Monfalcone, nell'ambito delle attività di sicurezza urbana e di prevenzione di reati, promuove le iniziative finalizzate ad incrementare la sicurezza delle abitazioni private nelle parti comuni dei condomini e degli edifici dedicati alla comunità ubicati all'interno del territorio comunale. Da lunedì 19 febbraio sarà infatti possibile accedere ai contributi concessi dal bando per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza e per altri interventi finalizzati al contenimento e alla prevenzione dei furti, come ausilio alle forze dell'ordine impegnate sul territorio nella repressione di tali reati. 15 studenti e studentesse cileni della scuola italiana Arturo De Loro di Valparaíso sono stati accolti a Palazzo Antonini Maseri dal rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton assieme al vicepresidente dell'istituto Eric Vergara e alla dirigente scolastica dell'educando statale Uccellis Anna Maria Zilli. Di età compresa tra i 15 e i 17 anni, questi giovani stanno visitando il territorio regionale e approfondendo il sistema scolastico italiano grazie a una convenzione tra la loro scuola e l'Educando. Presente all'incontro anche Agostino Maio, responsabile delle relazioni estere dell'Ateneo, e Simona De Paoli, docente dell'Uccellis. Chiudiamo qui questa edizione flash, grazie per la visione all'ascolto e vi ricordiamo che ulteriori news le potrete seguire e navigare sul nostro sito www.friulitvnetworking.com. Alla prossima!